Amici bellini, è un martedì straordinario, è uno di quei martedì che sembra quasi domenica e ce la godiamo, ce la possiamo godere per una volta dopo tutte queste settimane di sofferenza giustificata, perché comunque la situazione era pericolosa, era insomma una situazione dove il nostro mister era sul bilico del baratro, sul baratro del bilico, insomma era una situazione delicata, ma noi senza indugio cominciamo. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Ragazzi, allora, prima di tutto io direi Andrea P. Volevo un attimo sottolineare questa cosa qua. Io volevo Io che volevo. Guardate come lo accarezza. Come lo. Gli aggiusta i capelli, guardate. In questo momento. Ma non è così, non è così, perché dobbiamo essere onesti e fare un'analisi onesta, come sempre facciamo su questo canale. A proposito, io vi invito a iscrivervi al canale, a lasciare un like, non ve ne pentirete perché ci stiamo veramente divertendo tantissimo nelle live, numeri pazzeschi. Io vi devo ringraziare, non posso fare altro che ringraziarvi perché uno che parla a vanvera davanti a nessuno è un conto, ma quando la community è così potente, è così preparata, è così brillante, no? Avete continue conferme durante le live, io mi sto divertendo moltissimo. State rendendo questo periodo complicato per tutti, dove non c'è musica, dove non c'è lavoro, veramente speciale per me, quindi un ringraziamento va da me a voi. Però facciamo l'analisi. Il Napoli si è comportato bene secondo me nel primo tempo perché ci sono state occasioni pericolose, la Juve doveva stare attenta alle nostre frecce, quindi quando si parla di coraggio non è sempre, capito, la questione, sono anche dei messaggi che mandi, quando tu ti presenti con il 4-2-3-1 bello con tutte le armi che hai a disposizione, belle lì, è anche un coraggio perché tu potevi rischiare di fare lo stesso discorso che hai fatto contro l'Atalanta, a difenderti, a cercare di non prenderle, invece nel secondo tempo devi fare così perché il momento è questo, però hai anche dei pericoli che lasci lì in campo e che creano apprensione alla difesa. Se Lozano sta lì sulla sinistra ha tenuto più calmo Quadrato, perché se non c'avevi Lozano là probabilmente Quadrato avrebbe fatto di più. Lo metti poi dall'altra parte sulla destra, ti blocca Alexandro, quindi sono delle chiavi anche importanti. Si è comportato bene Politano, Insigne seconda punta, sottopunta, si può discutere magari meglio ala, potevi metterci anche Lozano lì, però Lozano sulla fascia ha bloccato i terzini, quindi secondo me qua bisogna fare un applauso a Gattuso per questa scelta coraggiosa. Ancora non abbiamo giocatori al massimo livello perché Osimhen probabilmente non ha ancora quella brillantezza, però ha fatto un lavoro sporco che non è nemmeno il suo mestiere, quindi ci andrei cauto con i giudizi su Osimhen ancora, ma poi i giocatori li affrontiamo sulla lavagnetta, facciamo un'analisi più specifica sui giocatori per la lavagnetta. Voglio ringraziare anche nuovi collaboratori che mi stanno aiutando a fare analisi più precise e più dettagliate. Giuliano Iannone che mi manda, questo è solo un esempietto, un piccolo esempio delle grafiche che possiamo fare, poi loro stanno raccogliendo dati con insomma con dei sistemi all'avanguardia, insomma, di raccolta di intelligenza artificiale che raccolgono i dati e quindi ci danno dei possibili risultati. Non dico previsioni, ma ci possiamo spiegare il perché di certe cose, alcune cose che noi non possiamo vedere durante la freva della partita. Siamo anche tifosi, non siamo match analyst. Quindi bene loro. Bene Lioner che continua a mandarmi altri dati, benissimo, bene Giuseppe Argento, i moderatori, impazzisco, questo è più un ringraziamento alla mia community che non un'analisi della partita, ma l'analisi è presto fatta. Il Napoli nel primo tempo bene, partita tosta, complicata, però le abbiamo tenuti bene. Nel secondo tempo soffriamo, e bisogna dirlo perché soffriamo, la Juve crea i presupposti per segnare dei gol, però capita anche questo. Se noi andiamo a vedere gli XG, probabilmente gli XG di questa partita vedono la Juve vincitrice per le occasioni clamorose vicino alla porta che hanno avuto. Ma non sono stati cinici, il cinismo, no? Il famoso cinismo che è importante, se no nelle partite non si vincono, ecco, ci dà il rigore.
lo segniamo, rigore netto, silenzio, ho sentito gente, Pirlo, dubbio, ma di che cosa? Togli il vino da tavola, che mi ricordo che Bonucci ha detto a Conte che bisogna rispettare l'arbitro, e rispettatelo anche voi, silenzio assoluto su questo discorso qua. Poi sui cartellini si può discutere, Di Lorenzo ha rischiato, probabilmente anche Bakayoko, ma non dimentichiamo quello di Chiellini, non dimentichiamo che Quadrado entra a gamba tesa sulla tibia di Lozano, quindi calmi anche sugli episodi, assolutamente. Andiamo senza indugio e senza dubbio alla lavagnetta. Allora, amici bellini, qua c'è il termosifone che spruzza e quindi si sente un po' di rumore di sottofondo. Non lo so, i rumori. Si suda in questo momento che ci sono meno 10 gradi fuori e quindi si suda, ma parliamo di calcio. In grassetto, in caps lock, non so come si dice, in maiuscolo, ecco. Ho messo quelli che sono stati più decisivi, senza dubbio Meret, chiamato in causa per l'infortunio, l'ennesimo infortunio di Casa Napoli. Si mette i guantoni da titolare e non delude perché risulta decisivo, sempre attento, parate distinto, parate anche di tranquillità, bene Meret, si è dovuto spazzare quando si doveva spazzare, bene Meret, anche lui ad un certo punto soffre un infortunio, non poteva più rilanciare, speriamo non sia niente di grave. Di Lorenzo alterna qualcosa di interessante a qualcosa meno, ha rischiato il secondo giallo senza dubbio e c'è stato un passaggio orizzontale nel primo tempo grave, però io non me la sento più di prendermela con Di Lorenzo che le deve giocare tutte dall'inizio dei tempi, basta così. Rachmani pensa al domani, e il domani è arrivato. Rachmani entra nel gol di Insigne perché si va a guadagnare lui la manata di Chiellini in faccia, imperioso sui colpi di testa, bravo, preciso, attento. Come attento, bravo e preciso è stato oggi Maksimovic, quindi va fatto un applauso al Maksimovic che è tornato, e l'ha fatto anche Gattuso, perché dice non è facile quando sei in scadenza, ti potresti già accordare con un'altra squadra, invece da professionista ti metti là e lo fai, e se lo facesse con continuità probabilmente arriverebbe anche il rinnovo. Purtroppo se si arriva così in scadenza non va bene, guardiamo avanti, ma molto bene ieri. Mario Rui idem con patate, alterna cose bellissime, ragazzi, di una tecnica oltre misura, a certe amnesie pazzesche, e purtroppo Mario Rui è l'alternanza totale, il cortocircuito improvvisamente si spegne, però oggi non siamo cattivi. Un po' di cattiveria con Bakayoko mi viene perché troppa lentezza, perché purtroppo il tempo che ti stai girando ti hanno già raddoppiato, la Juventus era affamata, incattivita, nel secondo tempo abbiamo sofferto oltre il dovuto. Certo è che con Zielinski a fianco è più complicata perché era quasi solo molto spesso e certe pezze le ha messe. L'allergia alla verticalizzazione ti provoca irritazione? Fazzoletti di Sfacimma Gattuso, da oggi anche in Coppa Italia. Zielinski che a me non è dispiaciuto, perché questa è una cosa che lui può fare in fase di regia, certo meglio quando hai tu il pallone che hai più qualità. Poi c'è l'idea di mettere Insigne sotto punta con Osimhen. Ora, visto che la Juventus tendeva ad avere il pallino del gioco, succedeva questa cosa qua, ovviamente, no? Perché il 4-2-3-1 diventa 4-4-2 a tutti gli effetti, e lo vediamo bene, finalmente l'ho rivisto bene. A me questo che mi interessa, che non vedevo la fase difensiva chiara e limpida. Stavolta si è vista bene, quindi Insigne si metteva a fianco ad Osimhen per fare il primo pressing, non un primo pressing esagerato perché stavamo belli attenti, però la presenza di Lozano qui e la presenza di Politano qui teneva a bada i terzini loro, perché se non ci fosse stato, ci fosse stato un centrocampista, qui vi faccio per dire, e non avevi la freccia Lozano, Quadrado andava giù, stesso dicasi da quell'altra parte, magari Danilo no, però nel secondo tempo Alexandro, quindi questa scelta coraggiosa di Gattuso è stata premiata. Dopodiché nel secondo tempo si passa a un 4-3-3, succede questo ovviamente, e vediamo un pochino come si mettono. Bakayoko finisce a metà, dopodiché entrerà anche, diciamo, Fabian da questa parte.
Lozano resta lì e al posto di Politano poi entrerà anche Elmas con Insigne, poi dopo entrerà Bobotta, ma non fa niente. Qui si sono creati comunque dei pericoli e dobbiamo sottolineare il grande impegno di Lozano, che anche è infortunato anche lui, fino alla fine ha stretto i denti con uno strappo, con uno stiramento, non so che cos'era, ma non ha mollato mai. Osimhen è ancora così e così, Insigne fa 100 gol con quel pallone pesantissimo, io non so come spiegarvi, a meno che basta che voi vi ricordatevi la sensazione che avete provato voi, quell'ansia quando ci hanno detto è rigore e abbiamo visto Insigne sul dischetto. Che cosa avete provato? Ecco, immaginate lui provato per 1000 volte in più, perché tifoso del Napoli, perché quel pallone pesa quando hai sbagliato l'ultimo rigore con la Juve, perché era un rigore decisivo, perché era il numero 100, perché era fa dedica a Mugliere, tutta una serie di cose pesantissime. Ragazzi, l'ha messa nel set, grazie capitano, alla grande. E questo è presto detto. Un po' di sofferenza ci poteva stare, ma noi dobbiamo pensare al momento del Napoli, che è grave, e quindi quando io poi vedo Gattuso che in conferenza riesce di nuovo a scherzare, parla della barba, riesce a dire una cosa a Costa Curta eccetera eccetera, poi ritorna anche perché continuano a punzecchiarlo invece di parlare di tattica e di spiegarci ma la scelta di Insigne sotto punta invece che Lozano, perché niente, non le sapremo mai queste cose, gli devono chiedere ma allora la presidenza non ti ha difesi, ne continuo. Allora lui ha insistito e ha detto va bene tutto, giudicatemi come allenatore, sti cazzi, ma non andate sul personale, ed è questo che noi volevamo fondamentalmente. Quindi si fa marcia indietro, alcuni addetti ai lavori fanno marcia indietro, va bene, salite sul carro dei vincitori, non fa niente, tanto è una vittoria isolata, alla prossima partita sbagliata, approcciata male, si ritornerà a dire Gattuso out, va bene tutto, cerchiamo di andare avanti perché ragazzi c'è l'Europa League, sono tutti infortunati, un miracolo va bene ma è difficile andare avanti così in questa situazione, bisogna fare quadrato in questo momento di gravissima emergenza e alle volte i miracoli succedono, c'hai gli uomini contati e questi uomini raddoppiano, triplicano le forze perché sanno che devono dare il massimo, altrimenti il risultato non lo fai. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi invito a fare tutte le cose belline che sapete e un occhio alla petizione che trovate in basso in descrizione, perché il Napoli deve sempre strutturarsi a livello societario, è importantissimo, quindi più firme ci saranno e più sarà facile fare arrivare la petizione, che poi è una lettera aperta, ad Aurelio De Laurentiis, al nostro presidente, che dovrà, perché in questo momento ci sta pensando ai vari allenatori, sta pensando ai direttori sportivi, pensa anche a un direttore generale, pensa a una figura, un direttore tecnico che vada oltre direttore generale, tecnico, sportivo, una figura media, perché è importante, fa la differenza specialmente a questi livelli. Ma quanto siete bellini? Quanto? Amici bellini, siamo arrivati a 5.000, bravi, ma adesso abbiamo un altro obiettivo, sono i 7.500. Dopodiché la giveaway avrà il sapore di magliette un po' diverse. Iscrivetevi al canale, c'è stato da Saverio Solo, non mi ricordo come mi chiamo.